Allora, sessione dedicata al credito ai privati, ovvero qual è il modo per risolvere questo tipo di problema. È quello di prendere un passamontagna, ficcarselo in testa, prendere un click e entrare in una banca e poi, come dire, chiedere di prelevare qualche somma. No, in realtà la cosa sta un po' più seriamente. Ovvero, intanto cerchiamo di capire quali sono le determinanti della richiesta di credito da parte di un privato. Fondamentalmente sono due. La prima, ragazzi, è che non c'è l'accumulazione di risparmio sufficiente per procedere a un investimento in un bene che in questo caso è rappresentato dalla casa. Questo è il motivo storico per cui i privati si presentavano alle banche a chiedere dei finanziamenti, ovvero, ripeto, il fatto che non avevano accumulato risorse sufficienti per condurre questa operazione di investimento. Da metà degli anni 90 c'è un secondo motivo che, come dire, ha spinto a ricorrere al credito, quando c'è un picco di consumo che eccede il risparmio mensile. Lo spiego un po' meglio. Se andiamo a vedere qual è l'equazione del reddito di una famiglia, sappiamo che il reddito, lo yield, è dato dalla somma di consumi più risparmio, consumption plus saving. Ora, il primo fattore è legato al fatto che tu non hai un sufficiente volume di risparmi accantonati per procedere all'acquisizione di un bene di investimento, ovvero bene di investimento uguale casa, tanto per intenderci. E ripeto, questo è stato il motivo che ha spinto parte delle famiglie italiane a chiedere finanziamenti alle banche. Negli anni 90 ce n'è un secondo, ovvero c'è un'incapienza del reddito rispetto al consumo. Perché? Perché può manifestarsi un picco appunto di questo aggregato rispetto al primo. In questo caso, come dire, l'investimento è in beni di consumo. Facciamo il caso, ieri brutto tempo mi è entrata una saetta, mi ha fulminato l'intero impianto elettrico, per cui sono senza frigorifero, televisione, computer, lavastoviglie, lavatrice, senza quale non puoi stare. E quindi può essere che tu, avendo un risparmio, un reddito pari a 100, in 20, 80 lo consumi e 20 lo risparmi, può essere che in quel mese tu abbia un picco di consumo legato appunto all'acquisizione di questi beni. Questo è un fenomeno più recente che, ripeto, si colloca a partire da metà degli anni 90 e arriva ad oggi. Ora, giusto per dare una dimensione, sappiate che più o meno il volume di finanziamenti che le banche concedono ai privati è pari a 695 miliardi, su un totale di 1200 miliardi di prestiti che le banche concedono. Che significa, ragazzi, che appunto fatti 1200 miliardi di finanziamenti concessi al sistema economico italiano, la metà, oltre la metà, è in capo ai privati e l'altra metà è in capo alle imprese. E questo è un fenomeno, come dire, un po', come dire, assolutamente nuovo, perché un tempo i rapporti erano completamente rovesciati, cioè la quasi totalità dei finanziamenti che le banche concedevano andavano alle imprese per ovvi motivi. Molto bene. Allora, posto che in banca ci vai appunto o per prendere dei capitali per l'acquisizione della casa o per prendere comunque dei fondi per l'acquisizione di beni di consumo, il problema è che cosa la banca, qual è diciamo, l'istruttoria che la banca va a svolgere. Beh, l'istruttoria insomma si basa in un colloquio iniziale più una verifica rispetto a ciò che tu hai denunciato. Ora il colloquio verte su pochi elementi, il principale dei quali è legato al tipo di fabbisogno e quindi capire se tu vai a chiedere soldi per acquisire una casa in forma di mutuo o per comprare beni di consumo, e qui abbiamo i cosiddetti crediti al consumo, ma posto questo la parte ulteriore di questa istruttoria molto strutturata è legata al tipo di lavoro che svolgi. E qui, come dire, la solita ripartizione, o tu sei un dipendente oppure sei un libero professionista, sei un lavoratore autonomo. Dipendente può essere da un'impresa privata o un dipendente pubblico. Se dipendi da un'impresa privata, occorre indagare se sei dipendente di una grande impresa piuttosto che di una piccola o media impresa. Sei un libero professionista, tipicamente non corrono fattispecie tipo notaio o commercialista, ma sei un agente di commercio, sei un
piccolo imprenditore di un bar, di una panetteria o cose di questo genere. Verificata la questione lavoratizia, perché è chiaro che la banca deve verificare se tu avrai un reddito che coprirà attraverso la quota connessa al risparmio il fabbisogno per il periodo che tu prevedi. Quindi tu prendi un mutuo per 20 anni, la banca deve stimare che tu mantenga quell'occupazione per i successivi 20 anni, non abbia interruzioni. È chiaro che nel caso di questo al consumo gli importi sono ridotti, anche i tempi di rimborso sono chiaramente ridotti. Oltre al lavoro la banca conduce un'altra serie di altre cose, vuole capire quali impegni finanziari pregressi tu abbia, hai altri prestiti con delle banche, devi versare alimenti, sei impegnato con rendite scolastiche, cioè tutta una serie di accertamenti in logica di capire quale sia l'aggressione che poi si condurrà sul risparmio. Oltre a ciò lo stato di famiglia, capire se è un coniugato, se hai figli, se non hai figli, quando tu sei un coniugato, se stai in regime di comunione e separazione dei beni, insomma un po' di verifiche legate a questo genere di profili. Ovvero tutto ciò che il cliente racconta in fase di colloquio, finalità del prestito, poi la condizione lavorativa, poi deve essere verificato, cioè la banca ti chiede ok, tu mi dici che lavori e becchi questo stipendio, portami una busta paga, portami il guto, portami l'unico, insomma con l'indicazione di redditi, dici di avere attività finanziarie, cioè dei risparmi già investiti, portami una posizione, qualora non sarebbe già la banca, una posizione dei tuoi investimenti. Sulla famiglia abbiamo un documento che si verifica molto facilmente. La banca conduce poi analisi un po' dettagliate, ad esempio controlla le centrali rischi. Dovresti sapere che ogni volta che tu prendi un prestito c'è una segnalazione che parte dalla banca o verso Banca d'Italia, con il prestito eccede 30.000 euro, oppure verso centrali rischi associative, CRIF, per importi inferiori. Si va a verificare che appunto il cliente abbia dichiarato una cosa rispondente al vero. Si fanno una serie di misure, di controlli che sono sui protesti. Quando tu prendi un assegno e non lo paghi, c'è un accertamento fatto a un pubblico ufficiale che appunto certifica il noto pagamento. È un fatto fortemente pregiudizievole e quindi la banca chiaramente verifica questo genere di profili. Se poi non l'hai pagato nei 60 giorni successivi c'è un'iscrizione alla CAI, cosiddetta centrale allarme interbancaria, altro aspetto che viene ad essere verificato. Se tu hai dichiarato di essere titolare di beni immobiliari, la banca realizza delle misure ipocatastali, va a verificare la consistenza di questi beni immobiliari e gli eventuali gravami che li vadano a colpire. Bene, allora, i motivi connessi alla richiesta sono questi due. L'istruttoria che la banca conduce è legato ad un colloquio iniziale e a una serie di verifiche ulteriori. Qual è il tema centrale? È misurare la capacità di rimborso, ovvero capire come la banca stima, ripeto, questo profilo, capacità di rimborso. Ora, questa è la parte forse principale o comunque più importante di questo intervento, ovvero la capacità di rimborso le banche tipicamente la calcolano in modo molto veloce, fanno il 30% del reddito e dicono che questo è più o meno l'importo della rata che tu puoi andare a pagare. Ora, supponiamo che un giovane becchi 1.500 euro di stipendio mensile, il 30% sarebbe pari a 450 euro circa, insomma, euro più, euro meno. Ora in realtà è assolutamente una sciocchezza, perché non è detto, posto appunto il circuito di dicevo, reddito in questo caso 1.500, bisogna vedere qual è la parte consumo e qual è la parte risparmio. Cioè non è detto che tu riesca a consumare per 1.000 euro e a risparmiare più o meno 500, insomma, perché solo questa sarebbe la condizione che, come dire, renderebbe effettivamente capace il soggetto al rimborso delle quote per fissarlo. Ora, purtroppo per una serie di motivi le banche hanno adottato questo tipo di metrica, ma che è profondamente errata. Perché? Perché in realtà ciò che le banche dovrebbero fare è
misurare le entrate e le uscite. Dal delta tra questi valori si ricava la capacità di risparmio mensile di quel soggetto. Ora, sulle entrate è molto semplice perché principalmente sono da lavoro e quindi quando tu hai una busta paga piuttosto che un contratto di assunzione la ricavi semplicemente. Ricordo che però vi sono anche altre due tipologie di entrate, non molto frequenti ma questa parte d'Italia in realtà talvolta ancora presenti. Entrate patrimoniali piuttosto, queste un po' più rare, e entrate di natura finanziaria. Cosa voglio dire? Può essere che il capofamiglia, il genitore di questo ragazzo di primo impiego che va a chiedere dei soldi in una banca abbia il solito ettaro di terreno sul quale coltiva il mais. La resa media di un ettaro di grano turco è sui 3.000-3.500 euro netti. Può essere che poi questi soldi vadano al ragazzo che in questo modo andrebbe a incrementare insomma, le sue entrate, solo che generalmente sono operazioni cosiddette black market, cioè che non trovano poi un'esplicitazione fiscale accorsa. Entrate finanziarie ancora meno probabili, può essere che il nonno abbia un patrimonio ma che le rendite finanziarie generate da questo patrimonio siano destinate a questo ragazzo. Insomma. Generalmente, ripeto, al 90% con le entrate a lavoro ci sei e sono facilmente accertabili. Qual è il problema? Stimare le uscite, perché dovrei chiedere gli scontrini a questo ipotetico richiedente del credito. In realtà non è possibile e allora le vai a stimare, il tutto tramite un colloquio un po' più strutturato. Quali sono le spese che ha, supponiamo, sto ragazzo che vive ancora con i genitori? In realtà pranza fuori ogni giorno, cosa spende? 15 euro, caffettino, briochina, primo, un po' di dessert, per 20 giorni lavorativi a mese sono 300 euro se ne vanno. Poi ha un'auto, perché il ragazzo lavora fuori Pordenone, fa 20 km per andare e 20 per tornare, sono 40 km al giorno, sono 800 a mese. 800 a mese, però attenzione, questo per andare a lavorare 5 giorni a settimana, sabato e domenica ne farà qualche altro, farà altri 200 km, facciamo che più o meno in un anno, così verrebbero fuori 12.000 km all'anno, in realtà ne fanno un po' di più, diciamo che la percorrenza media è tra i 15-20.000. Prendo che il ragazzo si diverte perché durante il fine settimana va a Jesolo piuttosto che a Lignano, l'estate, l'inverno va in montagna, poi va a vedere l'Inter quando gioca a Udine o cose di questo genere. 20.000 km, se taglio con l'accetta e dico che fa 10 km con un litro più o meno sono 2.000 litri, a 2 euro sono 4.000 euro, troppi, facciamo 3.600, sono altri 300 euro a mese che saranno per la benzina. Ma poi c'è l'assicurazione, 500 euro sono 40 euro a mese, 4 per 12 480, quindi sono 340, il bollo 300 euro, 250 sono altri 20 euro. Quindi guardate che un'auto più o meno mal contata costa sui 350 euro mensili, ok? Ora non vado a calcolare ulteriori uscite legate a bollette perché le pago ai genitori, legate alla spesa del supermercato perché la provvedono i genitori. Però come dire, perlomeno si veste. Perché? Perché una volta che guadagni, come dire, non ti comprano più le cose che indossi i tuoi genitori. E allora qui c'è da fare un po' di conteggio, perché non è che puoi andare sempre, come fa il mio collega Francesco, con un paio di blue jeans e con le sneaker ai piedi. Ti metti una giacca, ti compri una camicia, quanto costa? Beh, su base annua almeno sono 200 euro a mese. Poi sono come 2.400 euro, certo, uno compra un cappotto d'inverno e ti vanno via 300-400 euro, tanto per dire. Quindi più o meno allora, questo per i pranzi, questo per l'auto, altri 200 euro per il vestiario. Sono mal contati a 800 euro. Uno dice, vabbè, 800 euro, ne becco 1.500, ho una buona possibilità di risparmio, no? Calma. Queste sono le spese ordinarie, ma le straordinarie, ovvero ci sono 4 weekend in un mese. Quanto spende un giovane trentenne in un fine settimana? Un cinquantino e se ha un minimo di morosa o comunque additto a sostanze alcoliche, piaga sociale in questo lato dell'Italia, 100 euro a fine settimana ti vanno. Perché la pizzetta, il cinemino, hai una morosa, paghi tu,
a meno che lei non sia molto ricca, allora non c'è il problema, e sono 400 euro che se ne vanno. Ma guardate, senza tenere conto del cinema, del calcetto con gli amici, e di queste robe qua, insomma. Allora qua siamo già a 800 più 400, siamo a 1200 euro che vanno via mediamente in un mese. Che significa che tu hai una capacità di risparmio che è pari ai 1500 che becchi meno i 1200 che spendi. Quindi 300 euro. Ora capite bene, se la banca aveva calcolato di prendersi una rata per il rimborso del finanziamento pari al 30% del reddito, usciva a 450 euro. Ma questo non li ha 450 euro ogni mese, ne ha meno, ne ha 300. Questo significa che questa modalità è assolutamente da rigettare perché è priva di significato. Ma aggiungo, guardate che la banca non può dire ok, mi prendo 300 euro. Perché? Perché nel momento in cui c'è un imprevisto, un molare che si scassa, piuttosto che devi cambiare gli occhiali, tu su quei 300 euro devi fare un po' di affidamento. Quindi mediamente quello che si dice nelle banche un po' più avvedute, molto poche, è che puoi beccarti la metà del risparmio. Quindi se tu incassi 1.500 e ne spendi 1.200, hai 300, la banca può prendere metà, 150, ok? Questo perché, ripeto, devi lasciare un po' di margine, la benzina aumenta, l'assicurazione aumenta, il vestiario aumenta e purtroppo lo stipendio non aumenta alla stessa celerità. Abbiamo un periodo di elevata inflazione e più o meno tutti abbiamo presente questa situazione. Ora, con i 150 euro al mese, se tu li vai a rimborsare per 60 mesi, tu hai un valore pari a 9.000 euro, 7,15 si fa 9.000. Tolgo via il TAEG, cioè il tasso che la banca applica per il consumo, che è per il 10%, e il 10% all'anno vengono fuori che di quei 9.000 euro che tu rimborsi, in realtà 4.000, 3.000 sono di interessi e il controllo della banca ti può mettere a disposizione è di 6.000. 6.000 quello che tu becchi, 9.000 quello che tu rimborsi, contati in modo molto approssimativo. Con 6.000 euro cosa ti fai? Ti compri casa? No, però ti puoi comprare uno scooter da evitare in modo tale di muovere l'auto d'estate, puoi comprarti un PC, una TV, un po' di elettrodomestici o comunque lo stereo, questo genere di cose qua, insomma. È chiaro che nel caso di un mutuo la vicenda cambia, perché gli stipendi sono due e perché le uscite sono più elevate. Praticamente hai un affitto di mezzo, hai le bollette di mezzo e hai 4 giri al supermercato. La cosa diventa un po' più complicata, ma come dire, i conteggi sarebbero questi. Più precisamente dimostro qual è la formulazione con la quale tu puoi ricavare l'importo alla rata, posto il tasso che la banca dice applicarti e posta la durata per il rimborso. Lo si ricava dalla formulazione rendite, per cui la rata che tu vai a pagare è data in rapporto al capitale di cui ha bisogno, 10.000 euro, 5.000, 200.000 euro per la casa, fratto 1 meno 1 più I, dove I è il tasso, alla meno N, che sono i mesi che tu prevedi per il rimborso, fratto I. È una cosa che si fa con una qualunque calcolatrice, insomma. E questa è la formula con la quale tu trovi la rata. Può essere che la rata non sia sostenibile rispetto al capitale, perché esce più alta di 150 euro. Allora, attenzione, puoi andare a vedere qual è il capitale che riesci a fruire posto gli stessi valori. Sostanzialmente giri questa formula. Se tu dici, ah ok, la rata è troppo elevata, è chiaro, dici, vabbè, io devo applicare la rata, mi esce una rata di 300 euro, io ne posso dare solo 150, allora cosa farei? Prendo la rata di 150 euro, quello posso permettermi, e la moltiplico per questo valore, per 1 meno 1 più I alla meno N diviso I. In questo modo mi esce il capitale che la banca mi può dare posta la rata che io presumo di pagare. È chiaro che poi tu puoi giocare fondamentalmente su questi due valori, cioè sul capitale di cui ho bisogno barra sui tempi di rimborso. Questa è la formulazione che vi consente di, partendo dal capitale di cui necessiti 10.000 piuttosto che 200.000, capire qual è la rata che ne emerge e vedere se è sostenibile a te, in questo caso per il 150, oppure dire no, io voglio vedere qual è il capitale che la banca può darmi,
posso pagare 150 euro a un certo tasso per un certo numero di mesi. Queste sono le formulazioni di base. Ora, per concludere, ma quali sono le forme tecniche attraverso le quali la banca può finanziare i due tipi di fabbisogno? Ma se il fabbisogno è legato a un bene di investimento, chiaramente la formula è quella del mutuo. Se invece è legato a un bene di consumo, ho 4 modalità: il prestito finalizzato, il prestito non finalizzato, la cessione del quinto, non si usa molto, e la carta di credito con pagamento rateale. Allora, partiamo dal mutuo. Il mutuo, ragazzi, è un contratto che sta in codice civile dal 1942, 1813, mi spiegano tutto. Ci sono state parecchie innovazioni, attualmente agisce un fondo, il cosiddetto fondo Gasparini, che ti permette di sospendere i pagamenti rate a fronte di disgrazie occorse, vuoi per la pandemia, vuoi per altre zone di motivi. Fino a 18 mesi puoi evitare il pagamento delle rate. Questa misura è stata prorogata fino al 30 di dicembre dell'anno corrente, ma è già in vigore dal 2020 per intenderci. Il mutuo è completamente surrogabile, cioè tu puoi dire non lavoro più con questa banca, porto il tutto presso un'altra, e quindi c'è la portabilità, puoi estinguere la via anticipata con proprio delle entrate particolari e non c'è alcuna commissione prevista per le persone fisiche a fronte di questa richiesta di estinzione anticipata. Il modo in cui lo vuoi sviluppare, le rate sono quelle che abbiamo visto, poi c'è la scomposizione in quota capitale e quota interessi che non propongono, che insomma è abbastanza semplice. Esistono calcolatori su internet che calcolano, sui siti delle banche che calcolano correttamente le rate connesse a qualunque tipo di finanziamento. Andando invece alle forme tecniche attraverso i quali servono i crediti al consumo, sono 4 formule. La prima è quella del prestito finalizzato, cioè in questo caso di fatto non c'è erogazione diretta del finanziamento al venditore, ma si paga al dealer, cioè tu vuoi comprarti il motorino, vai dal venditore, prendi il preventivo, lo porti in banca, la banca paga il commerciante e tu poi provvedi al pagamento rateale. Quindi è un prestito il cui utilizzo, è assolutamente noto alla banca, serve l'acquisizione di un certo bene di consumo. Questa è la formula attraverso la quale i prestiti, questa forma di credito al consumo, trova diffusione in Italia. Successivamente è andato un po' scemando perché ad oggi tutti riescono ad avere i soldi in mano e farci quello che vogliono, quindi la formula del prestito non finalizzato, tu dai i soldi e il cliente si trova in conto corrente e ne fa quello che più ritiene opportuno, poi provvede al pagamento rateale. Questa è la formula, ripeto, principale che si è diffusa per motivi un po' diversi, tipicamente per consolidare posizioni di credito al consumo assunta presso il venditore dell'auto, presso il mercatone 1, presso i diversi esercenti, dal quale ha comprato a credito fondamentalmente. A un certo punto vuoi concentrare il tutto e chiedi l'erogazione di questo personale con i quali chiudi questi finanziamenti e concentri il debito attraverso un'unica rata. La cessione del quinto non è molto diffusa da questa parte d'Italia, però vuol dire che autori dipendenti e pensionati possono essere questa forma tecnica. Vuol dire che chi ti eroga lo stipendio, un quinto si impegna attraverso la convenzione a versarlo presso il tuo finanziatore e poi eventuali integrazioni ulteriori in capo per fattura al cliente. Ma quando questa formula, quando tu hai avuto qualche evento pregiudizievole, cioè ha avuto qualche protesto, ha avuto qualche problema con la banca del passato, per cui la banca fatica a concedere direttamente il finanziamento. Da ultimo la carta di credito a pagamento rateale, voi sapete la carta di credito prevede un utilizzo pro forma, 2.000 euro al mese, tu lo utilizzi per 100 euro e paghi a fine mese quei 100 euro. Nel caso in cui tu utilizzassi l'intera somma disponibile nel plafond, potrebbe essere che non abbia risparmi sufficienti per saldare questo importo. Allora può chiedere un pagamento rateale. Il fatto che il pagamento, anziché avvenire in un'unica soluzione a fine anno, avvenga poi in realtà in più soluzioni, prevede di fatto l'erogazione del credito.